Continuano gli sbarchi a Lampedusa, da ieri in vigore il nuovo codice di condotta per le ONG. Ancora chiuso il parcheggio pluripiano di via Empedocle, diverse le prese di posizione, tante le difficoltà per gli utenti. Omicidio a Bagheria, la figlia 17enne uccide la mamma strangolandola. A Castelmola, nel Messinese, un pilota perde la vita sul suo parapendio. Al via i bandi per la produzione di idrogeno verde, per la formazione 5.000 euro in arrivo. Successo di visitatori al presepe vivente di Cattolica Eraclea. La Fortitudo domani incontra la Vanoli Cremona, l'Agragas avvia l'aumento di capitale sociale, aperta la sottoscrizione. E buongiorno con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con Lampedusa. Il bel tempo favorisce incessantemente gli sbarchi nell'isola di Lampedusa. Sono 198 i migranti sbarcati durante la notte. Intanto ieri è entrato in vigore il nuovo codice di condotta voluto dal nuovo governo, cui dovranno attenersi le ONG. Continuano gli sbarchi in Sicilia. Nell'isola di Lampedusa sono infatti 198 i migranti sbarcanti durante la notte. A soccorrere i 5 barchini sono state le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Sull'isola si sono registrati 6 approdi per un totale di 254 extracomunitari. A bordo delle barche, tutte salpate da Sfax in Tunisia, c'erano 31 persone, di cui 12 donne e 3 minori, della Costa d'Avorio, del Gambia, della Guinea e del Mali, 42, tra cui 12 donne e 3 minori originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Senegal e Ghana, e 54 liberiani e pakistani, tra cui 7 donne e un minore, 27 tra cui 5 donne e 44 di altre nazionalità. Tutti sono stati portati dopo un primo triage sanitario effettuati a Molo Favarolo a Lampedusa all'hotspot incontrato in Briacola, dove al momento ci sono 1208 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Per Capodanno con la nave Dattilo 600 ospiti erano stati trasferiti a Pozzallo. Intanto un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato e soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza a 26 miglia a sud-est delle coste di Siracusa. I naufraghi sono fatti trasportare sui mezzi navali italiani e trasferiti nei porti di Siracusa, Catania e Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Altre operazioni di salvataggio ha partecipato anche la nave Dattilo della Guardia Costiera, che con circa 200 persone a bordo ha fatto rotta nel capoluogo etneo. E nella giornata di ieri altri 2 soccorsi sono stati operati in poche ore nel Mediterraneo. Fanno rotta verso il porto di Taranto con a bordo 85 naufraghi e l'incognita di eventuali sanzioni e la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Infatti è la prima imbarcazione di una organizzazione umanitaria che effettua un salvataggio dopo l'approvazione delle nuove norme, cosiddetto decreto ONG, che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare. Tra le nuove regole firmate dal Presidente della Repubblica Mattarella c'è quella di chiedere subito un porto sicuro senza sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e di far formalizzare la richiesta di asilo da parte dei profughi sulla nave, pena una multa di 50.000 euro. E passiamo ad Agrigento. Sembrava cosa fatta la riapertura del parcheggio pluripiano di Piazza Sinatra, invece è ancora chiuso il servizio. Sembrava cosa fatta la riapertura del parcheggio di Piazza Sinatra, il cosiddetto pluripiano, allorquando poche ore prima del concerto di Achille Lauro si diede la notizia da parte del comune con una determina dirigenziale, ma così non fu. Oggi in una nota stampa il Codacons spiega come con la determina dirigenziale 322 del 28 dicembre 22, dopo la messa in sicurezza e ottenute tutte le autorizzazioni di cui era sfornito, così come diceva il sindaco, era prevista la riapertura del parcheggio pluripiano
di via Empedocle Pietro Nenni. Le attività di ricezione turistica della zona avevano ripreso a respirare e invece eccolo ancora chiuso, senza nessuna comunicazione da parte di chi amministra la città. Avevamo scritto, afferma il Codacons di Agrigento, che saremmo stati felici per la sua riapertura e che saremmo rimasti vigili e attenti nell'interesse dei consumatori, fiduciosi in una gestione attenta e puntuale. Non ci siamo, adesso aspettiamo il da fare e il dire di chi dovrebbe amministrare la cosa pubblica nell'interesse della comunità e invece così si conclude la nota del Codacons di Agrigento in merito al pluriparcheggio e alla sua fruibilità. E la consigliera comunale Roberta Zicari presenta un'interrogazione sulla scia di buon auspicio del bell'evento di Capodanno. La Zicari chiede all'amministrazione attiva, mediante un'interrogazione, di trattare in Consiglio Comunale, insieme al Consiglio Comunale tutto, la questione dei parcheggi in città, tracciare una roadmap per restituire alla città il parcheggio pluripiano di via Empedocle con una gestione efficiente e l'incompiuta di piazzale Rosselli. Devono essere la priorità per questa amministrazione comunale. La nostra città, continua Roberta Zicari, può e deve tornare a volare alto, ma per fare questo deve essere dotata di parcheggi in grado di rendere le zone turistiche pedonali. In questi ultimi 3 anni di mandato le priorità che dovrebbero essere perseguite secondo la Zicari sono queste: parcheggi, zona balneare compresa, parco Icori ed isole ecologiche, temi per i quali attendo ancora una risposta dall'amministrazione attiva, oltre alla pubblicazione dell'avviso per la democrazia partecipata. È un ulteriore contributo in arrivo al Comune di Agrigento per la mensa scolastica per l'anno in corso. A comunicarlo gli assessori Vullo e Proto. Ricordiamo che proprio lo scorso mese di ottobre una decina di famiglie protestarono davanti al Comune per la mancanza dei fondi su quel capitolo di spesa. Oggi arriva il rimpinguamento delle somme nel capitolo. Un ulteriore contributo in arrivo al Comune di Agrigento per la mensa scolastica per l'anno in corso. A comunicarlo sono gli assessori Vullo e Proto. Il 2023 è iniziato sotto i buoni auspici per gli agrigentini. Da subito, dicono i 2 assessori, questi servizi saranno erogati per le mense. Infatti siamo riusciti a rimpinguare le somme per il contributo della mensa scolastica per l'anno 2022-2033, destinando la somma di ulteriore 60.000 euro stornati attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale e l'azione sinergica messa in campo da 2 assessori. Grazie alla sinergia tra l'assessorato alla pubblica istruzione e l'assessorato alle politiche sociali, il Comune di Agrigento ha stanziato ulteriori 60.000 euro a sostegno delle famiglie con bambini di età compresa nella fascia tra i 3 e i 6 anni, che frequentano la scuola dell'infanzia statale a tempo pieno nella nostra città. A dicembre 2022 il Comune era riuscito a garantire la copertura totale del passo individuale per le sole famiglie che rientravano nella prima e seconda fascia ISEE. Adesso l'ulteriore somma consentirà la copertura totale delle spese sostenute dalle famiglie che rientrano nella terza fascia di reddito ISEE, che va da 4.000 a 7.000 euro, e la copertura parziale in percentuale del 50% per le altre classi di reddito fino a 12.000 euro, che comprende la quinta fascia di reddito ISEE, un obiettivo promesso alle famiglie e raggiunto grazie all'intenso lavoro svolto da 2 assessorati e rispettivi settori di competenza, che sottolinea ancora una volta l'attenzione dell'amministrazione Miccichè ai bisogni della città e dei cittadini. Le famiglie che rientrano nelle fasce di reddito previste potranno fare richiesta presso gli istituti scolastici appartenenti, compilando l'apposita documentazione, concludono gli assessori Vello e Proto. E ricordiamo a onor di cronaca che lo scorso mese di ottobre una decina di famiglie protestarono proprio davanti al Comune di Agrigento per lo stop alla mensa scolastica per mancanza di fondi. L'evento fu indetto dal Codacons di Agrigento, che incontrarono proprio l'assessore alla pubblica istruzione Valeria Proto. E passiamo ora alla cronaca nera. La figlia di anni 17 uccide la mamma di anni 55 strangolandola. Il servizio. Avrebbero litigato, come pare che accadesse spesso, da un po' di tempo a questa parte. Però stavolta la discussione sarebbe davvero degenerata fino al tragico epilogo e alla telefonata al 112: ho ucciso mia madre. La procura per i minori ha emesso un decreto di fermo nei confronti della 17enne figlia
di Teresa Spanò, l'insegnante di 55 anni trovata morta all'interno dell'abitazione di Corso Butera a Bagheria, nel Palermitano, dove entrambe vivevano. Il provvedimento è stato eseguito e adesso la ragazza, dopo la sua confessione, è stata accusata di omicidio volontario. Le indagini, tuttora in corso, sono state avviate dopo la chiamata fatta dalla 17enne sul numero unico di emergenze, una chiamata dai toni un po' confusi, dalla quale sarebbe subito emersa la verità, la più crudele. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio di Prevenzione Generale e il personale della scientifica, che ha iniziato il sopralluogo in attesa dell'arrivo del procuratore per i minori, Claudia Caramanna. La ragazza è stata così bloccata e portata nel commissariato di Bagheria per accertamenti e per essere ascoltata alla presenza del suo avvocato e di uno psicologo. Durante questa fase, la giovanissima, unica figlia della 55enne che insegnava in una scuola elementare di Casteldaccia, avrebbe ripercorso le ultime ore prima del ritrovamento del cadavere, ammettendo di averle stretto le mani al collo sino a quando la sua mamma non ha esalato l'ultimo respiro. Come poi accertato dal medico legale durante l'ispezione del cadavere, la ragazza incensurata in virtù del provvedimento emesso d'urgenza è stata accompagnata nella comunità terapeutica educativa di Caltanissetta, dove resterà sino a nuove disposizioni. La salma di Teresa Spanò è stata portata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, dove, una volta conferito l'incarico, sarà eseguita l'autopsia che servirà ad accertare con precisione la causa del decesso della docente. Dopo il ritrovamento del cadavere era venuto fuori che la 55enne avesse assunto delle pillole, ma non è chiaro se si trattasse di medicinali che la donna assumeva regolarmente o se fosse solo una prima ipotesi emersa allorquando si pensava ad un possibile caso di suicidio. Un'altra tragedia questa, che lacera profondamente la Sicilia, che la distrugge, che la ferisce e per la quale non ci sono parole. Un incidente mortale a Castelmola, in provincia di Messina, essere coinvolto un parapendio biposto, vittima il pilota di Catania, ferita l'amica che era con lui il servizio. Un 54enne originario di Catania è morto a Castelmola, nel Messinese, a seguito dell'impatto al suolo del parapendio. Una cinquantenne che era con lui ha riportato diverse fratture. L'incidente è avvenuto in contrada Moli. Quella che doveva essere una giornata di svago è finita in tragedia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco in servizio presso il reparto volo di Catania. Per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto si è recato anche il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Letojanni e del 118. La particolare orografia del terreno ha reso necessario l'intervento del mezzo aereo. La donna, con l'ausilio di un verricello, è stata issata a bordo dell'elicottero assieme a un medico del 118. Successivamente è stata condotta presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario. Secondo una prima ipotesi, al vaglio degli inquirenti, il parapendio lanciato da Montevenere a Castelmola avrebbe urtato contro dei fili elettrici. Qualche anno fa in zona un altro parapendio era caduto, in quel caso però il pilota si era salvato. Si concretizza un altro tentativo del percorso che condurrà al completamento dell'anello autostradale Gela-Sciacca-Castelvetrano. Questa è la nota del capogruppo del PD, Michele Catanzaro. Il capogruppo dell'Ars del Partito Democratico, onorevole Michele Catanzaro, commenta l'avvio del dibattito pubblico annunciato dall'ANAS per il tratto progettuale della strada Castelvetrano a Sciacca, il secondo dopo quello riguardante la tangenziale di Agrigento. Da anni ci battiamo, afferma Catanzaro, per dotare questo territorio di infrastrutture varie, efficienti, che sono sulla base della crescita economica e culturale. Il dibattito politico, afferma l'onorevole Catanzaro, è un'altra forma di democrazia previsto dalla norma per mettere a confronto le ipotesi progettuali e il territorio. La strada è ancora lunga, ma finalmente ne stiamo tracciando i dettagli. L'intera area occidentale della provincia di Agrigento, dove le vie di comunicazione sono vecchissime e scomode, potrà finalmente guardare con fiducia a quello sviluppo turistico che in parte è già in atto e che fatica ad affermarsi proprio a causa delle carenze di vie
di comunicazione adeguate. Tutto ciò, conclude l'onorevole Catanzaro del Partito Democratico, è anche il riconoscimento di una battaglia politica che con le comunità locali abbiamo cominciato anni fa e della bontà delle nostre proposte. Non eravamo visionari, come qualcuno affermava quando anni fa parlavamo della Gela Sciacca Castelvetrano come di un traguardo di civiltà che era necessario conquistare. E passiamo alle notizie della Regione. Sull'energia ha pubblicato l'avviso per gli impianti di produzione di idrogeno verde. Schifani e Di Mauro, la Sicilia hub del Mediterraneo, il servizio. Primo passo per creare la filiera dell'idrogeno verde. La Regione siciliana, attraverso il Dipartimento dell'Energia guidato dall'agrigentino assessore Roberto Di Mauro, ha pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Il bando è finanziato con le risorse del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica per un importo di 40 milioni di euro. Saranno finanziate le proposte progettuali di investimento fino a un massimo di 20 milioni ciascuna. Dovranno prevedere la riconversione di aree industriali non più utilizzate per creare centri di produzione e distribuzione di idrogeno verde, ossia prodotto attraverso la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili, in particolare grazie al solare. I progetti dovranno essere presentati a partire dal prossimo 1 febbraio e sino al 17 febbraio. La graduatoria delle proposte pervenute sarà pubblicata entro il 31 marzo. Siamo stati i primi a consegnare l'avviso pubblico al Ministero dell'Ambiente, afferma il presidente della Regione Schifani, raggiungendo così un primo traguardo a cui l'amministrazione regionale lavorava già da qualche anno. Questo però solo il punto di partenza che ci permetterà di guardare al futuro con ottimismo. La Sicilia, continua il presidente Schifani, vuole diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per la produzione di energia pulita. Con questa misura, spiega l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, si dà avvio concreto alla strategia regionale dell'idrogeno. Ci attendiamo quindi una grande partecipazione delle imprese del settore e lavoreremo intensamente con celerità per rispettare la tempistica imposta dal PNRR. Il nostro intento, continua Di Mauro, è fare diventare la Sicilia un vero e proprio hub del Mediterraneo nella produzione di idrogeno verde, una tecnologia che potrà permettere alla nostra isola di essere la vera avanguardia nella decarbonizzazione. Ringrazio pertanto il direttore uscente del Dipartimento Antonio Martini, continua Di Mauro, che si è speso con passione per raggiungere questo obiettivo. E sempre per la Regione, buone notizie per la formazione, avviso da 5 milioni per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, l'assessore Turano, migliorare la competitività delle imprese, il servizio. Pronti 5 milioni di euro per la riqualificazione e la specializzazione, i lavoratori favorendo così il rilancio delle imprese siciliane. A proporre e tenere i corsi, oltre che gli enti di formazione e le università, potranno essere anche le imprese stesse. Questo è l'annuncio dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione Mimmo Turano. E quanto prevede l'avviso 4, finanziato con le risorse del PR Sicilia FSE 2021-2027 per un importo totale di 5 milioni di euro suddivisi fra progetti formativi aziendali, cui vanno destinati 2 milioni, progetti formativi multiaziendali, cui vanno assegnati 2 milioni e mezzo, progetti formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione a composizione mista, cui vanno dati 500.000 euro. Possono presentare le proposte formative le imprese con sede legale e una sede operativa in Sicilia, enti di formazione, università statali e non statali, a esclusione di quelle telematiche e le fondazioni degli istituti tecnici superiori, tutti sempre con sede operativa in Sicilia. L'avviso, spiega l'assessore
dell'assessore Turano è rivolto a quei lavoratori occupati operanti in Sicilia, oltre a manager e soci delle imprese. I corsi serviranno ad aggiornare queste figure, rafforzando le competenze legate alla digitalizzazione e all'automazione dei processi, aspetti che hanno mostrato la propria centralità per la competitività delle imprese nei mesi più difficili della pandemia e che oggi si rivelano sempre più importanti per stare sul mercato. Così, di fronte a una situazione nuova, il governo regionale, continua l'assessore Turano, propone una soluzione innovativa. Potranno essere anche le stesse imprese a proporre e organizzare i corsi all'interno delle proprie strutture o delegare gli enti di formazione. Queste le tipologie di progetti previsti, formativi aziendali, che riguardano la realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per lavoratrici e lavoratori a cui possono accedere tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, dal comparto produttivo e dalla posizione di mercato. Al via la nuova rottamazione delle cartelle, cosiddetta Quater, approvata dal governo Meloni. A breve le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione delle relative domande da fare entro il prossimo 30 aprile. Vediamo il servizio. La corsa contro il tempo per l'approvazione della legge di bilancio ha fatto sì che diversi interventi approvati dal governo, rottamazione Quater inclusa, fossero inglobati in un unico articolo da quasi 1000 comma. La sanatoria delle cartelle Equitalia è contenuta nelle previsioni che vanno dal comma 222 al 252. Sono 30 punti per capire chi ci rientra e come accedervi. Attenzione anche ai requisiti, ma anche alla data della domanda. La cancellazione, come abbiamo ribadito più volte, interesserà solo i debiti sotto i 1.000 euro e solo le cartelle che vanno dal 2000 al 2015. In questo caso sarà automatica fino al 31 marzo 2023, quindi non ci sono problemi o rischi. La rottamazione Quater è stata estesa anche ai debiti il cui ruolo ha base territoriale. Pensiamo alle multe e al bollo auto. In questi casi si precisa, a seguito delle polemiche dei comuni e delle regioni, la cancellazione automatica riguarda solo le sanzioni e gli interessi. Per l'importo del debito la decisione spetta a chi di competenza e potrà variare, quindi spostandosi di qualche chilometro in più al secondo dal comune. Questa decisione ha fatto molto discutere. Allo stato dei fatti non si poteva agire diversamente. Per importi maggiori il contribuente pagherà solo l'importo capitale e le eventuali spese di notifica. Non sono quindi più dovute le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio. Qui però bisogna stare attenti alle date per non perdere l'agevolazione fiscale. L'ultimo treno per la rottamazione Quater di debiti superiori a 1.000 euro passa al 30 aprile 2023. Dopo questa data non sarà infatti più possibile fare la domanda. A breve l'Agenzia delle Entrate renderà note le modalità di partecipazione. Nel frattempo è stata confermata la possibilità di aderire a questa agevolazione anche per chi era decaduto dalle precedenti. Sono diversi i contribuenti che nel dubbio a dicembre non hanno pagato. Il termine ultimo per il pagamento è il 31 luglio 2023. Tuttavia è anche possibile richiedere la rateizzazione in massimo di 18 rate. Ci sono però delle regole da seguire in caso di rateizzazione per la rottamazione Quater. La prima e la seconda rata devono coprire il 10% dell'importo totale con un tasso di interesse nella misura del 2%. Il pagamento di queste scadenze dovrà avvenire rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Di seguito quindi il calendario delle scadenze successive che andranno al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre con cadenza annuale con inizio dal 2024. E continuano i consigli da parte della Polizia di Stato per prevenire le truffe su internet. Sentiamo i consigli di Marco Calzolari. Questa è la sala operativa del commissariato DPS online del servizio di polizia postale. Il caso di oggi riguarda la signora Francesca che ha ricevuto un SMS contenente un link apparentemente inviato da Poste Italiane e che la avvisava della presenza di anomalie sul conto corrente associato alla sua PostePay. Cliccando sul link ha poi ingenuamente inserito le credenziali bancarie e il suo recapito telefonico e infatti subito dopo ha ricevuto una telefonata da un falso agente di polizia.
Purtroppo il truffatore ha tratto in inganno Francesca perché ha utilizzato come chiamante un numero identico a quello in uso ad un ufficio di polizia realmente esistente. Pochi sanno che questo si può fare ed è anche piuttosto facile falsificare il numero di telefono da cui si chiama. Insomma, ottenuta la sua fiducia, l'impostore le ha comunicato che erano stati effettuati dei tentativi di prelievo dal suo conto corrente e per mettere al sicuro i risparmi l'ha invitata a recarsi presso uno sportello ATM, di quelli per prelevare, per spostare tutto il saldo su una nuova carta che le sarebbe stata recapitata per posta. Fortunatamente la signora Francesca si è insospettita, soprattutto per non aver ricevuto la carta nel frattempo, e quindi decide di rivolgersi alla polizia postale per sporgere denuncia e a quel punto scopre di essere stata truffata e di aver perso purtroppo più di 2.000 euro. Attualmente le indagini della polizia sono in corso. Ricordiamo che nessuno chiederà mai di comunicare dati personali e bancari tramite messaggio, email o telefono. E in generale nel caso di movimenti sospetti sul conto corrente bisogna bloccare immediatamente la carta e sporgere denuncia. Dal commissariato online della Polizia Postale e da MCC, Marco Camisani Calzolari, per oggi è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui per un nuovo caso. Continuano le manifestazioni natalizie inerenti il presepe vivente a Cattolica Eraclea, che sta riscuotendo un grande affluenza di visitatori. Il prossimo appuntamento è il 6 gennaio. Un augurio di un buon anno, che sia un buon anno pieno di pace. Quest'anno il Natale ci sono state diverse iniziative con la collaborazione di tanti che si sono spesi. Ci sono stati ragazzi del Presepe Vivente che hanno fatto mesi di lavoro, quindi le ringrazio con tutto il cuore. Altre associazioni, anche l'Ingegnere Cammino, dando dei progetti, col braccio partecipato, il comune che è l'attuatore dei progetti l'ha portato tutto avanti, coinvolgendo il più gente possibile e i risultati si vedono. Rappresenta come villaggio di Nazareth, che ci ricorda anche nel Vangelo, come la parola del Vangelo che noi ascoltiamo, con i personaggi che noi vediamo, ci aiuta a vivere veramente pienamente il Santo Natale. Quindi vedendo la gente che passa, quindi ci dà la clima propria di festa. Quindi benvenuti tutti a vivere questo Santo Natale. Il Presepe Vivente si rinnova dopo la pandemia che ci ha bloccato un po' tutti. Il nostro presepe ha inizio nel 2019, voluto fortemente da Don Giuseppe Meriziano, il nostro parroco che ci ha aiutato, e tutti noi del comitato parrocchiale che abbiamo iniziato il quartiere Ragazzi. E dopodiché abbiamo scoperto questo nuovo quartiere qua di Cattolica, nuovo vecchio diciamo, giusto? Che è molto molto bello, e quindi abbiamo deciso di portarlo in questa zona qua, che sta riscuotendo molto successo. E abbiamo persone che arrivano probabilmente da tutte le parti, la parte di Trapani, Marsala, proprio una cosa, non so come mai, lì però Padre Giuseppe ha fatto molti anni il parroco in quella zona, quindi ha seminato tanto, che la Villa del Paradiso di Cattolica Eraclea funziona grazie a lui e tutti i suoi parrocchiani di Marsala, Trapani. Ringraziamo tutti gli abitanti, sia ragazzi che qua al Pizzo, tutti quelli che hanno contribuito con le offerte, i partecipanti qua a vedere il presepe, tutti i partecipanti, i personaggi, siamo 65, sono un po' commosso perché veramente non aspettavo questo successo così grande da questo presepe che abbiamo fatto. Lo scopo dell'iniziativa era questo, proprio riattivare il sistema sociale di Cattolica Eraclea, cioè dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare attivamente alla vita politica del Paese attraverso la scelta di iniziative da realizzare. In questo senso si è scelto proprio l'iniziativa del Presepe Vivente dei Mercatini di Natale proprio per questo motivo, sia per riattivare il comitato già esistente che da anni si impegnava nella realizzazione del Presepe Vivente e allo stesso tempo riattivare un sistema più organico, completato con i mercatini di Natale, con la mostra d'arte Eraclea d'Arte ed altre iniziative di intrattenimento in piazza che il prossimo anno si
si spera essere molto più corpose, molto più attrattive, per creare il senso di comunità e allo stesso tempo dare maggiore visibilità al nostro paese, che merita, molto sottovalutato da noi stessi, poco conosciuto da noi stessi. Prova ne è il quartiere qua dove si svolge il presepe vivente, conosciuto da pochi. È un'iniziativa che ha già dato grandissimi risultati sia in termini di presenze di visitatori ma anche in termini economici, in quanto ha dato nuova linfa alle attività enogastronomiche intorno alle piazze, anche alle attività commerciali, generando dei redditi non immaginabili. L'iniziativa è promossa nell'ambito del bilancio partecipato del Comune Cattolica Recrea 2022. In tal senso si ringrazia l'amministrazione comunale e tutti gli amministratori per aver da subito sostenuto l'iniziativa e supportato. È stato un lavoro gratificante perché si è voluto donare un pochettino del nostro tempo, delle nostre professioni al nostro paese per cercare di rivitalizzarlo e i risultati ci rendono felici. Bene, linea alla regia per gli spot pubblicitari. Il gap delle infrastrutture frena lo sviluppo, intervista al sindacalista della CGIL Pietro Patti. Sotto il profilo infrastrutturale Messina ha tante carenze, lo stiamo scoprendo oggi con la chiusura della galleria Telegrafo, in realtà già lo sapevamo, un viadotto, ritiro, non ancora ultimato. Quanto incide l'assenza di infrastrutture allo sviluppo di un territorio che avrebbe tante potenzialità? Beh, quella è la macchia nera di fine anno 2022. Come abbiamo visto i disagi sono tantissimi per la chiusura della galleria Telegrafo, il non completamento del viadotto Ritiro non so da quanti decenni, il porto di Tremestieri, le autostrade, la frana di Letojaneo che ormai insiste lì da circa 7 anni. Io credo che per lo sviluppo del territorio, non soltanto messinese ma anche siciliano, perché i cittadini del versante occidentale della Sicilia che si devono recare in Calabria, ma anche a Messina, anche a Catania, riscontrano delle grossissime difficoltà. Questo ovviamente non soltanto per i cittadini ma anche per le imprese, quindi credo che la rete infrastrutturale sia vitale per lo sviluppo di un territorio e con i fondi che stanno arrivando del PNRR io credo che sia l'ultima occasione veramente per sistemare le strade, le autostrade, i porti all'interno del nostro territorio. Appalti che poi potrebbero generare posti di lavoro, quindi anche l'interesse del sindacato rispetto a questo tema non è soltanto garantire la mobilità, garantire le infrastrutture, ma creare quei posti di lavoro che spesso la politica ha annunciato quando ha presentato le opere. Cantiere Tremestieri, si era detto che avrebbe impiegato tante unità messinesi, la nuova via Don Blasco, il viadotto Ritiro. Beh, quelli sono l'emblema del fallimento della politica, che fa sempre promesse ma che alla fine non arriva alle conclusioni. In Sicilia negli ultimi 15 anni noi abbiamo perso 70.000 posti di lavoro nell'edilizia. Io credo che questo potrebbe dare veramente supporto a questi lavoratori, ma soprattutto creare lavoro non soltanto nell'edilizia, ma tutto quello che c'è attorno, quindi i trasporti, la logistica, le imprese che creano lavoro, perché ovviamente avendo le infrastrutture la mobilità delle merci viene ovviamente migliorata rispetto al passato. E vediamo ora un servizio sulla Fortitudo che giocherà domani contro la Vanoli Cremona. Si è chiuso il 2022 della Fortitudo Agrigento con 2 splendide vittorie al Palamoncada contro il Monferrato e il derby contro il Trapani. E questo ha dato tanto entusiasmo all'ambiente e alla squadra, ma il 2023 inizia subito con una sfida molto delicata e impegnativa come quella con la Vanoli Cremona del Coa Cesaia, una corazzata del campionato attualmente seconda in classifica a 4 punti da Cantù. Agrigento però in piena zona playoff al 5° posto, al pari merito con il Piacenza che va a 14 punti, con Latina e Milano subito dietro, un campionato molto bello e combattuto dove anche le big hanno sofferto. La Moncada Agrigento ha giocato alla pari con le prime delle classi battendo anche il Treviglio, la Vanoli non ha fatto sconti a nessuno e fin qui
Ha rimediato solamente 3 sconfitte, entrambe le squadre vengono da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 e domani mercoledì alle 20:30 al Palaradi si ricomincia con il primo match del nuovo anno. Fin qui può ritenersi soddisfatto il coach Cagnardi, ma non vuole accontentarsi. Cremona si è confermata una squadra competitiva e solida in un campionato difficile dove nessuna partita è scontata. Sono un esempio riuscito di organizzazione tattica e di talento individuale, sia fisico che tecnico. Per noi, continua Cagnardi, è una partita semplice da preparare emotivamente e sappiamo che solo una prestazione di alto livello ci permetterebbe di strappare una vittoria che sarebbe un premio al nostro lavoro. Siamo così consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare e abbiamo l'obiettivo di mettere in campo la nostra identità. Bene, passiamo ora all'Akragas. Così come annunciato nella conferenza stampa di fine anno, il patron dell'Akragas, Giuseppe Deni, comunica di avere provveduto all'aumento del capitale sociale del club biancazzurro, che passa così da 80.000 euro a 300.000 euro. Chiunque vorrà sottoscriverlo dovrà inviare un'email all'indirizzo akragas2018.3@gmail.com. Si potranno sottoscrivere quote da 100 euro o sui multipli. Bene, con queste notizie è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TVA Notizie. Grazie e una buona serata.